Patto di stabilità, un obbligo impossibile per i comuni veneti o c'è qualche spiraglio anche alla luce di quanto ha detto l'assessore Ciambetti oggi del patto di stabilità regionale e comunque degli sforzi dell'ANCI Veneto e delle altre ANCI regionali? Quanto ha detto Ciambetti è una cosa interessante che va adesso ben utilizzata, però anche forse così in maniera lo risolve parzialmente. Bisogna che a livello nazionale si rendano conto che il patto di stabilità sta riducendo totalmente gli investimenti dei comuni e delle province, le imprese non stanno lavorando, non si stanno facendo i lavori per le scuole, per sistemare le strade, cose fondamentali che mandano avanti tra l'altro l'economia in un momento di crisi, quindi il patto di stabilità è il vero problema di emergenza in questo momento del Paese, dei comuni e delle province. Io spero che a livello nazionale questo grido da parte dei comuni, da parte delle imprese, delle associazioni di categoria, delle regioni eccetera arrivi in maniera forte e venga rivisto, perché è possibile rivederlo, perché è una scelta italiana questa di pesare così tanto sui comuni e in particolare sugli investimenti. Altri paesi europei l'hanno adottato più su livelli diversi e non sugli investimenti. Perfetto.